dalle amministrazioni sarde, ma anche dalle amministrazioni statali periferiche, quindi magistrati, stipendi degli insegnanti, stipendi dei carabinieri, delle forze dell'ordine. Supponete che questa spesa complessivamente sia 10, col gettito fiscale prodotto da noi non ci arriviamo a 10, non ci arriviamo. Quindi attenzione, la sovranità politica che non fa i conti con l'indipendenza economica finanziaria non soltanto rischia di essere folle, ma rischia anche di essere contro la storia, contro ciò che l'esperienza storica sinora ci ha insegnato. Quindi poniamoci come traguardo l'obiettivo democratico dell'indipendenza, però gestiamolo con intelligenza, con gradualità, studiando i problemi come proponeva prima il consigliere comunale di Cagliari molto intelligentemente, perché in realtà molti dati non sono ancora a disposizione dell'opinione pubblica sarda, sono dati che sono conosciuti da ristrette cerchie di eliti, di economisti, di giuristi, ma in realtà questi dati dovrebbero essere diffusi, perché queste valutazioni dobbiamo farle, perché se ora la Sardegna dichiarasse in questo momento la propria sovranità e indipendenza, il proprio distacco dallo Stato italiano, noi non avremmo i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici in Sardegna, non avremmo i soldi per pagare gli stipendi degli insegnanti, non ci sarebbero i soldi per pagare le forze di polizia. Attenzione, questa è una prospettiva che ci dobbiamo augurare o è invece un problema col quale dobbiamo fare i conti? Ecco perché a me piace molto l'idea di sovranità come è stata declinata prima da Massimo Vadea. La sovranità cioè non è la rivendicazione di uno Stato autonomo sardo, autoreferente, indipendente, che non si relaziona con nessuno. No, la sovranità ha un valore strumentale ben preciso. Serve per ricontrattare il patto costituzionale repubblicano. La Costituzione repubblicana italiana, anche se nei suoi valori fondanti è pienamente condivisibile, nella sua parte organizzativa non va più bene, va rinegoziata, e per rinegoziarla occorre che le diverse entità federate affermino, seppure in via transitoria e temporanea, la propria sovranità. Senza questa affermazione di sovranità